precoce. Medici e non solo a confronto sulla violenza di genere che esplode per lo più in casa, in aumento, non fa differenze di condizione sociale, tocca in numero crescente anche i giovani. Sempre più di frequente alcol e droghe fanno da innesco. Luca Colombo e Paolo Colombatti. Nell'ambiente familiare si concentra il grosso degli abusi contro donne, l'85%, dato 2015, spesso in un quadro senza distinzioni sociali di fragilità e tossicodipendenza. E i figli minorenni, comunque coinvolti, ne sono spettatori o anch'essi vittime. A Mestre l'Ordine dei Medici di Venezia si aggiorna. All'ospedale dell'Angelo il medico di base, del pronto soccorso, pediatri, ginecologi, dentisti, psicologi e psichiatri, infermieri, ma anche le forze dell'ordine, il magistrato e l'avvocato, politica, chiesa, servizi, scuola, tutti avamposti da cui avvistare la violenza e arginarla. Al pronto soccorso arrivano i casi particolarmente gravi, che sono l'evidenza minima di quello che è il resto del sommerso che si consuma attraverso le mura domestiche. Trovo soprattutto ragazzi giovani che apparentemente sono emancipati, tecnologici, adeguati per certi versi, ma che poi hanno una fragilità interiore con tendenza ad abusare di alcol e droga. C'è una scolaresca. Sto cogliendo che la violenza riguarda sempre di più una maggioranza più alta di ragazzi, per sentirci più forti nei confronti degli altri. Anche tra le relazioni di coppia, purtroppo, che iniziano a essere già da quest'età morbosi e quasi pericolosi. Ai nostri compagni, dicono Silvia e Giorgia, riporteremo l'urgenza di educarci al rispetto. Altre cifre venete. L'anno scorso oltre 2.600 donne accolte da centri antiviolenza, 1.900 per la prima volta, 100 in alloggi protetti, per lo più straniere. La Regione ha anticipato 800.000 euro per le strutture di ascolto e protezione sul territorio, sono 42, in attesa dei finanziamenti statali promessi. Servono risorse anche per fare formazione e comunicazione. Il violento conta sul silenzio di paura e di vergogna, però le vittime non sono sole. Dove può essere più difficile per una donna dire un qualcosa, il tener conto che forse il suo medico di base può essere un buon alleato. Belluno tra le